In 3 minuti il TG del quotidiano La Nazione Siciliana. Le 14 liste presentate possono diventare 9. Nella circoscrizione Isole le liste presentate sono 14, ma potrebbero diventare 9 a causa dei rilievi delle contestazioni degli uffici preposti all'accettazione delle liste. Si attendono le decisioni relative a Forza Nuova, Partito Animalista Italexit e Democrazia Sovrana Popolare, nonché ad Alternativa Popolare. Qualche problema potrebbe esserci anche per i certificati elettorali della lista Pace, Terra e Dignità, che per pochissimo potrebbe non arrivare alle firme valide necessarie. I deputati pagano finalmente per le loro assenze. I deputati regionali siciliani pagheranno per le loro assenze sia in aula che in commissione, lo ha comunicato il presidente dell'Assemblea regionale siciliana Gaetano Galvagno. I deputati che si assenteranno in occasione delle votazioni in Assemblea regionale siciliana riceveranno una sanzione di 180 euro e potranno chiedere non più 2 congedi al mese, ma soltanto uno. Simili sanzioni anche per le assenze in commissione. L'antimafia di facciata, Saguto ancora a processo. Silvana Saguto, ex presidente della sezione misure di prevenzione del Tribunale di Palermo, radiata dalla magistratura e condannata in via definitiva a 7 anni e 10 mesi per corruzione, andrà di nuovo a processo. È stata rinviata a giudizio per falso in atto pubblico, relativamente al sequestro nel 2015 del patrimonio degli imprenditori Virga. Un sequestro enorme dichiarato per oltre 1,5 miliardi di euro. Di quell'impero dopo il trattamento Saguto rimasero soltanto macerie. Noi, come è noto, non siamo giustizialisti, ma non possiamo dimenticare di quando, in nome della legalità, si stracciavano i principi del diritto e si faceva strame della giustizia. Frenata per Termini Imerese e Bluetech. Preoccupazione tra i lavoratori ex Bluetech e i cittadini di Termini Imerese relativamente al ricorso amministrativo di 2 aziende che avevano partecipato al percorso per l'assegnazione dello stabilimento ex Fiat. La Sciara Holding Limited e Smart City Group si avviano a presentare il ricorso al TAR relativamente all'assegnazione dello stabilimento ex Fiat ed ex Bluetech di Termini Imerese al gruppo Pelligra. Caro mutui bonus per 31.000 famiglie. Più di 31.000 famiglie entro maggio riceveranno sul conto corrente il bonus caro mutui della regione siciliana. Poi via alle liquidazioni in 4 tranche. Il bonus caro mutui toccherà anche i 3.000 euro per nucleo. Era un impegno che avevamo preso, ha detto il presidente Schifani, nei confronti di 30.000 famiglie siciliane e che stiamo rispettando. Entro maggio l'IRFIS erogherà ben 50 milioni di euro quale contributo per l'abbattimento dei tassi di interesse per l'acquisto della prima casa. Poli universitari per detenuti. Istruzione dei detenuti. In Regione rinnova l'accordo per i poli universitari penitenziari, già 118 iscritti. Si rafforza l'impegno per garantire e promuovere la formazione universitaria dei detenuti in Sicilia. È stato infatti firmato ieri a Palazzo d'Orleans il rinnovo dell'accordo quadro per la realizzazione dei poli universitari penitenziari nell'isola per il triennio 2024-2027. Oggi è tutto. Per l'informazione del quotidiano La Nazione Siciliana trovate gli articoli completi su www.lanazionesiciliana.eu.